Sono Peppino Mele, sono un artigiano orafo, lavoro a Oristano, in laboratorio a Oristano. Mi occupo di tutto quello che riguarda il lavoro del laboratorio, dall'incassatura al taglio delle pietre, alla filigrana, alla riparazione, un po' di tutto. Io ho iniziato a fare l'orafo per scommessa, mi ci sono buttato, e per quanto riguarda l'ossidiana ho fatto la stessa cosa. Sono stato convinto da un'amica cliente a provare la lavorazione. La lavorazione che non è scritta, non c'è una didattica, non c'è nulla, per cui tutto il lavoro fatto da autodidatta, sperimentando, provando, riprovando. Tu parti con un'idea, ma molto spesso l'idea la devi cambiare non perché la vuoi cambiare tu, ma perché te la fa cambiare il pezzo di ossidiana che stai lavorando. Però detto questo, certe volte scopri cose che neanche ti immaginavi potessero uscire da un pezzo di pietra così. È difficile trovare una definizione di artigiano, oltre a quelle banali che coinvolgono parole come creatività, come passione, come impegno nel cercare disegni, stili nuovi. Diciamo che stiamo vivendo in un momento che il nostro lavoro, e parlo dell'artigianato artistico in generale, non è assolutamente riconosciuto né dal pubblico, tantomeno dalle istituzioni che dovrebbero tutelarlo. E il rischio grosso che sto provando adesso sulla mia pelle è quella di una totale disillusione sulla bellezza e sulla ricchezza culturale che può avere questo lavoro. Disillusione perché hai da combattere coi mulini a vento, non hai nessuno che ti tutela, nessuno che ti promuove. Abbiamo la fiera di Mogoro, abbiamo la fiera di San Mugheo, ma sono degli episodi che rimangono fermi, che rimangono un mese, e gli altri 11 mesi siamo in balia delle cineserie, delle pakistanerie, delle sciocchezze di hobbisti, di tanta gente che si inventa delle cose che non hanno nessun senso.